Arrigo Frusta. Noi lo chiamavut co pare, che all'era so scund stranom d'art. So vernom all'era Augusto Ferraris. Avucat, giornalista, scrittur ed novelle ed commedie, autore e regista centene films, dal tem del mut ai primi parlà, ma picchetut poeta. Ha scritto in impacot che Arrigo Frusta, ant la varietà e ant la necessaria attualità sua larga attività d'artista, presenta una nota dominante e viva, la piemontesità e sua personalità. Sua meglio œuvre di poesia le Faravosche, stampante al 1901. Scrittura squisì in prosa piemontesa, alla scrivù tra l'altro i 100 anni del circolo di artista, nel 1951. All'era nata a Turin nel 1875 e a Turin è morta nel 1965. Ambellessì andisse con la severità sua voce la poesia La morte Gianduia. Gianduia, fermati, salta al fuoco. Vengono noi sul sole, una partita da mies, pochi mabù. E su man mese ai ciaraffi, sternai le ziribebole che le generazioni nuove amando a baila. Guarda sì, al piumassa di Cirano, la meccia di Pietromica, la scuffietta rosa di Mimì, la terza di Graziella, nel mete Dogali, la camicia d'Ogliotti, un buchetto di camelie secche, la manissa di Francine, una corda d'ampicà. Cosa che fumano sul sole? Fuma di fascine di sabbia, campuma di incenso ai grigi, slunguma il becco ai canarini e predicuma ai giu. Ad Bastanen, s'illuminuma di poesia, quella una volta, da adesso, sempre. La poesia è una sola e per fe che sfa sa morirà mai. La Teresa Gianduia, sul sole un ciadello di motor, non spuse di nafta e le nostre stelle asfannenti re dalle macchine, a briglio ciaire e satie dentro un gran cielo sereno.